Controlli straordinari del territorio ad opera delle forze dell'ordine di Agrigento. Continua la strage delle patenti. Numerose denunce, multe, sequestri e ritiri. Attenti automobilisti. Chi guida in stato di ebbrezza alcolica commette un reato e verrà quindi sottoposto ad un processo in piena regola. 3 sono gli scaglioni. Si risulta positivi all'alcol test a partire da 0,5 grammi per litro e fino a 0,8 è prevista una multa da 500 a 2000 euro, l'arresto fino ad un mese e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro e fino a 1,5 corrisponde un'ammenda da 800 a 3.200 euro, l'arresto fino a 3 mesi e sospensione della patente da 6 mesi ad un anno. Ed infine, superato il tasso di 1,5 grammi per litro, vi è una sanzione che va dai 1.500 ai 6.000 euro, arresto fino a 6 mesi, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca dell'automobile a favore dello Stato, ammesso che questa sia di proprietà di chi ha commesso l'illecito. Nel caso in cui un individuo in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate. In alcuni casi, a richiesta dell'imputato, la pena può però essere sostituita con un'ordinanza del tribunale, dall'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo che va da 2 a 12 mesi. Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, la patente viene revocata a vita. E sono in molti a credere di essere più furbi della legge. Così si è sviluppato un enorme passaparola su presunti metodi che dovrebbero permettere di bere tanto senza superare i limiti di legge. Diverse sono le leggende metropolitane su come raggirare l'etilometro smaltendo l'alcol in fretta, assumere caramelle alla menta, sciacquare la bocca con un colluttorio appena prima del test, bere molta acqua, prendere un cucchiaio d'olio, bere un caffè molto potente, tenere 2 batterie stilo in bocca per 1 minuto, oppure correre o addirittura ingerire 2 uova crude. Ma attenzione, tutti questi sistemi non servono a farla franca, in alcuni casi possono anche aggravare la situazione, elevando il tasso alcolico. Quindi se avete bevuto e volete tornare a casa, le soluzioni sono 2, farsi accompagnare da un amico che non ha bevuto, oppure aspettare e aspettare. Attenzione anche ai peccati di gola, perché per risultare positivi al test alcolemico non è necessario assumere bevande alcoliche, rischiano anche golosi di moscerì o babà o di qualsiasi altro alimento un po' alticcio.